Lei Gianni, guardi. C'è scritto qui. Amici sportivi, appassionati di calcio dilettantistico, buon pomeriggio dalla Salvatore Cosenza di Terrasini, il campionato di eccellenza. Siamo qui pronti per la partita più importante della giornata. È uno scontro al ferro. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Salvatore Favazza di Terrasini, provincia di Palermo e Partinico Dace, Licata, giornata numero 5 del girone A di eccellenza siciliana, squadre in campo con il Partinico Dace in tenuta nera a bande nere e verdi assieme a quelle bianche, con il Licata dall'altro lato in tenuta blu e maglie gialle, le due formazioni con il Partinico Dace di Andrea Pensabene, 4-3-3 con Polizzi in porta, in difesa da destra verso sinistra Grillo, D'Amico, Martignetti e Di Mercurio, centrocampo Streberger, Sanseverino e Lavardera, in attacco Calagna, Caronia e Mistretta, falso 9. Oggi al debutto da titolare risponde il Licata di Lillo Bonfatto, sempre con il 4-3-3, Valenti in porta, in difesa Brugnone, Porcaro, Calaiò e Tedesco, a centrocampo Merola, Previtera e Palmisano, in attacco La Piana, Manfrè e Arario, in panchina a disposizione per il Partinico Dace, Longo per la porta, Ribaudo, Marino, Raimondi, Rina, Rosone, Zerillo, Alfano e Macaluso. Per quanto riguarda i giocatori di movimento, invece Licata ha a disposizione in panchina La Rosa per la porta, poi Massaro, Pettinato, Antonio Esposito appena arrivato, infine Barraco, Maitini, Greco, Trifilò e Imbrogiano. L'arbitro della partita è Roberto Cargui di Marsala, assistito da Martino Iannazzo e Lorenzo Poma, entrambi dalla sezione di Trapani. Come potete sentire benissimo in sottofondo c'è un grande entusiasmo. Qui l'unica tribuna agibile è coperta, la tribuna Renzolo Piccolo del Salvatore Favazza di Terrasini, praticamente sold out, con il settore riservato ai tifosi di casa o comunque quelli neutrali, assieme al settore ospiti c'è una grande affluenza con i tifosi, circa una trentina arrivati dalla provincia di Agrigento, da Licata. Praticamente tutto pronto per questo match tra due squadre che attualmente occupano la prima posizione in classifica dopo 4 partite disputate in campionato. Entrambe Partinico Dace e Licata sono a 10 punti, ci sono anche il Marsala e l'Unitas Sciacca. E allora tutti comodi, è iniziata la partita con il primo pallone gestito dalla squadra di casa con Caronia di testa, allontanato prontamente da Brugnone, che oggi ricopre il ruolo di terzino a destro. Manca Centorbi per quella mattonella, dall'altra parte invece nel Partinico Dace è assente Maltesi in attacco ormai da un po' causa infortunio, tant'è che appunto, come accennavamo, c'è Domenico Mistretta oggi, falso 9, perché l'esterno d'attacco oggi copre il ruolo di prima punta, con ai suoi fianchi Calagna a destra e Caronia a sinistra. Avanza il Licata e lo fa con Arario, prova a mettere questo pallone in mezzo, arriva al limite, non lo può raggiungere Manfrè. Allora proprio Calagna va a palla a piede, c'è il primo fallo della partita, subito calcio di punizione, l'ha commesso il fallo Luca Palmisano. Allora punizione per quanto riguarda il Partinico Dace, da quest'anno molto ambizioso, dal momento in cui la nuova presidentessa Katia Caravella ha rilevato le quote dalla Pavia Monteleone, con
l'obiettivo playoff in caso di permanenza per i prossimi anni. Non è escluso l'obiettivo di vincere il campionato. Il Licata invece obbligatoriamente a questo obiettivo in questa stagione, quello di ritornare subito in Serie D, da dove proviene dopo il playout perso in casa della Castrum Favara. Streberger allarga tutto nella zona di Caronia, il duello con Brugnone, si ferma Caronia, deve servire dietro, c'è Arari in zona, il pallone però esce e allora c'è rimessa laterale per i neroverdi. La battuta affidata a Sergio Martignetti, pallone che stava per arrivare dalle parti di Lavardera, allora salto Privitera, mette giù Palmisano, pallone subito scorre, lo va a riprendere immediatamente ancora Martignetti. Sanseverino gira nella zona di Grillo, ancora Sanseverino. Era stato annunciato al San Vitolo Cup, poi l'offerta più conveniente per lui del Partinico Dace dopo la sconfitta nella finale playoff di girone in promozione con la maglia della Regina Mundi. Caronia si accentra, vorrebbe il tiro, lo effettua, la super parata di Valenti, prima occasione del match dopo praticamente 3 minuti della squadra di casa. Si aspetta una grande partita, soltanto l'entusiasmo lo dimostra. L'occasione per il Partinico Dace, qui Privitera deve indietreggiare un po', con l'arbitro che parla con Benny Calaiò assieme a Mistretta. Caro lancio in profondità con il colpo di testa da parte di Streberger, pallone che si spegne fuori. Privitera aspetta i ribalzi del pallone, poi fa partire questo lancio raccolto comodamente da Giuseppe Polizzi. L'anno scorso la retrocessione sempre in eccellenza, ma con la maglia del Città di Sant'Agata. Occhio alla parte di Codace, Caronia ferma tutto immediatamente Brugnone, di testa Manfred ci prova, alla fine c'è Di Mercurio, ancora Calagna, il pallone per Mistretta, non la prende benissimo, il pallone resta lì in quella zona, c'è Merola per ripartire l'azione dei giallo-blu. Palmisano cerca di levarsi da quelle parti Privitera, Lavardera, ultimo tocco il suo, c'è poi il possesso di Caronia, ma è comunque punizione per il Licata. Privitera dall'altro lato verso la piana, Palmisano, Privitera si fa vedere, poi il lancio lungo non può essere sicuramente per i compagni. Sanseverino rischia un po', c'è la pressione di Privitera, pallone verso Caronia, c'è il fallo da dietro di Brugnone, c'è il fallo. Punizione con D'Amico. Pallone girato dall'altro lato, tanto in tribuna lamentele inutili
soltanto perché i tifosi vogliono usare il timpano per incitare la propria squadra, tant'è che c'è anche l'intervento dei carabinieri, trattenuta sulla maglia di Mafre. Di Mercurio, ancora Di Mercurio, un'altra giocata delle sue, sta conducendo palla lui con il passaggio per Caronia, si accentra, guarda anche la porta, viene bloccata sul più bello da Merola. Arario serve dietro, trova soltanto i giocatori del Partinico Dace. Streberger allarga, Calagna da fermo, entrate per Streberger, duello con la piana praticamente immobile, con il passaggio per i suoi. Manfred, Tedesco, adesso Privitera, lancio lungo, cerca Arario che deve fare qualche metro in più, infatti è molto difficile da raggiungere questo pallone. Ed è rimesso. C'è un tocco proibito. Allora, punizione per il Licata. Occhio ai lanci di Santo Previtera. Soltanto un uomo in barriera, non più, dato che Caronia si va ad allontanare. Comunque da un'occhiata a Brugnone largo a destra, parte Previtera, pallone con effetto, secondo palo, troppo lungo per Porcaro, allora rimessa dal fondo per Polizzi. San Severino, play bassissimo, anche in questo caso di rimessa dal fondo, l'altro play, Previtera interrompe questa azione. Pallone recuperato da Tedesco, bloccato da Calagna, ancora Calagna, da Verdera, quest'anno utilizzato molto da Mezzala, che l'anno scorso ricoperto il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia con la maglia della Don Carlo Visineri. Streberger, largo per Grillo, chiusura di Tedesco. Intanto l'arbitro richiama qualcuno dalla panchina del Partinico Dace. L'arbitro parla con Pensa Bene. C'è rimessa, già battuta. Caronia fermato dalla presenza di Arario. È il numero 24 Brugnano del Licata che si porta alla battuta. Brugnone lascia tutto Previtera. Licata in tutto ciò perde troppo tempo. Previtera reclama anche qualcosa nei confronti dell'arbitro. Adesso c'è Calaiò che viene avvisato. Martignetti verso Mistretta che subisce fallo, punizione guadagnata dall'ex Vittoria.
Lo scorso match debutto per lui con la maglia del Partinico Audace, ha giocato 50 minuti dalla panchina, oggi l'esordio dal primo minuto. Tanti sul punto di battuta, presenti al Favazza anche i bambini della scuola calcio del Partinico Audace, che fanno sentire spesso anche il loro supporto alla squadra. 2 in barriera per il Licata, Lavardera o Caronia. Alla fine va Lavardera, no, c'è Caronia, è uno schema, c'è il colpo di testa di Privitera, Arario anche lui verso la zona di La Piana, chiusura nel palo laterale. Licata cerca di non perdere troppo tempo. Privitera, basso verso Arario, Brugnone, controllo di Merola, si gira Arario, Privitera la lascia a Merola. E adesso qui c'è un'altra rimessa, Vincenzo Manfrè, Arario, girato dietro da Porcaro, il lancio di Tedesco, un'azione che si sviluppa più che altro sulla fascia mancina del cross, dentro Polizzi con un guanto solo, poi ci arriva con entrambi. Parlavamo dei tifosi del Licata sistemati in una delle due parti estreme della tribuna centrale del Favazza di Terrasini, questo perché la curva è inagibile, curva alla destra dei vostri teleschermi, anch'essa coperta, ma che non può ospitare il pubblico. Privitera, Manfrè, Tedesco, è lì Palmisano, Manfrè si fa vedere, ci pensa Di Mercurio con il lancio lungo verso Mistretta, il pallone di Porcaro, Lavardera, duello vinto con Merola, rimessa laterale, Matteo Martignetti in prestito al Partinico Audace dall'Athletic Palermo, squadra di Serie D con cui ha vinto l'anno scorso questo campionato, il girone A di eccellenza siciliana. Qualche problema per Polizzi, che poco fa è uscito con il guantone, uno solo, dopo il lancio dalla fascia sinistra del Licata. Intanto Bonfatto ne approfitta per dare qualche indicazione a La Piana, a Palmisano, si avvicinano un po' tutti in realtà. Pensa bene, invece richiama il proprio capitano Gianni Calagna, quando Polizzi ancora si deve riprendere. In panchina c'è Leonardo Longo, classe 2007, che ha giocato in Coppa negli ottavi d'andata contro la Parmonval a Mondello in trasferta. Vedremo quali saranno le condizioni di Polizzi da qui ai prossimi minuti. Infatti Longo sta mettendo i guanti in questo momento a bordo campo, vedremo se ci sarà effettivamente la sostituzione. Sarebbe una perdita pesante per il Partinico Audace, data l'esperienza di Giuseppe Polizzi, classe 91, dicevamo prima, lo scorso anno alla città di Sant'Agata,
esperienze anche fuori dalla Sicilia con le maglie di Atletico Montichiari, Sorrento, Ancona, Pomigliano, Rotonda, ex anche del San Giorgio Piana, il cui allenatore oggi, Davide Boncore, sta seguendo proprio al Favazza questa partita. Tribuna presenti anche Corrado Mutolo, allenatore della Parmobal fino alla scorsa stagione. C'è anche Giovanni Iacono, allenatore dello Sciacca. Quando di solito c'è l'anticipo, ne approfittano un po' tutti per studiare il più possibile le altre squadre. Ancora a terra Polizzi, sempre più pronto Leonardo Longo per subentrare. Dicevamo dell'entusiasmo qui al Favazza anche nel prepartita, con la presidentessa del Partinico Dace Katia Caravella che ha distribuito un po' di sciarpe nero-verdi ai tifosi in maniera totalmente gratuita. Vedete anche lì 3 bandiere, adesso le vedete tutte sotto la curva, che vengono applicate quando il Partinico Dace gioca le proprie gare casalinghe qui, perché il Giuseppe Lafranca è inagibile da anni. Una pecca grossissima a Partinico Dace, che ha disputato le proprie partite a Partinico fino alla stagione 22-23 al San Salvatore, ma quello è un campo in terra battuta, per l'eccellenza non è il massimo, anche se la Parmobal stessa gioca tuttora in un campo in terra battuta, l'unico del girone, ma anche di entrambi i gironi, sia del girone A che del girone B. Qui a Terrasini non ci gioca soltanto il Partinico Dace, ma gioca quella che al momento è la prima squadra di Terrasini, la Renzolo Piccolo, che gioca in prima categoria, ha anche la gestione dell'impianto. Si gioca anche qui il nuovo Terrasini Mundi in promozione, che è nato dal cambio di denominazione dell'ormai vecchio Regina Mundi, che andava a rappresentare il quartiere di Madonna di tutto il mondo a Palermo. Quindi squadra che con l'odierno Terrasini Mundi non ha alcun collegamento. Si è rialzato Polizzi, ma le sue condizioni non sembrano essere proprio ottimali al momento. Rimane in campo Polizzi, viene anche applaudito dai tifosi in tribuna, e allora Leonardo Longo può togliere i guanti, almeno per il momento. Insomma, vedremo un po' come si evolverà la situazione, però adesso ha fatto il gesto del cambio Polizzi, anche se il membro dello staff medico stava tornando a bordo campo. Ne capiremo di più tra poco, insomma. Privitera stava trovando la piana, rimessa laterale per il Licata. Si è perso un po' di tempo, dunque verrà recuperato oltre il 45esimo. A Previtera, cross dentro, di testa non la prende totalmente nessuno, c'era Porcaro, piena area di rigore. Adesso Merola si mette via, e allora rimessa laterale. Fino a questo momento soltanto un'occasione importante l'ha avuta il Partinico Dace al terzo minuto con l'intervento di Valenti. Qui la rimessa laterale di Previtera, come al solito lunghissima, in area di rigore. Il colpo di testa levar via da parte di Angelo D'Amico. Treberger
messo giù, poi calcia la piana, ma era già stato commesso fallo verso lo statunitense. Allora calcio di punizione per il Partinico Dace. Tutto guadagnato da Jack Streberger, punto totalmente nuovo all'eccellenza siciliana, varie esperienze nei college degli Stati Uniti d'America. Ultima maglia indossata quella dei Butler Bulldogs. L'impatto è stato veramente notevole, dato che ha segnato all'esordio in nero-verde la sfida d'andata dei 16esimi di Coppa contro il Montelepre. Tra l'altro un bellissimo gol da fuori area che ha fatto esplodere di gioia i presenti al Favazza di Terrasini anche in quell'occasione, ma comunque sempre al momento in questa stagione presenti in massa allo stadio. In più ci mise soltanto 10 minuti a sbloccarsi con questa maglia in Sicilia, in Italia, in Europa. Punizione per il Partinico Dace. Un bell'intervento anche del direttore di gara. State tranquilli, Quentina. Si cerca Mistretta in area di rigore, placcato da Porcaro, poi Valenti. Valenti sull'incursione di Mistretta. E lo stesso Mistretta, il lancio lungo con i piedi. Nel lancio lungo di Valenti. Lasciare scorrere per la verità. Sanseverino, adesso Grillo, la recupera Previtera. Palmisano si gira, potrebbe servire la piana, infatti è ciò che fa Previtera. Palmisano, triangolazione che funziona, poi il pallone per Tedesco, conclusione respinta, piena area di rigore. Movimento in anticipo di Porcaro, finisce per commettere fallo. Punizione. Sanseverino si fa vedere molto la Bardera. Adesso si sgancia Mistretta, anche se il pallone va nella zona di fascia con Caronia, si va a scontrare con Merola, tutto ok per l'arbitro. Brugnone, Vitera, passaggio sullo stretto, cercava Arario, niente da fare. Allora il Partinico Dace è velocissimo con Mistretta, preferisce concedere agli avversari la rimessa laterale. Previtera, va lui. In testa il colpo di Martignetti. Caronia, Streberger, subito D'Amico. Sanseverino non la prende benissimo, poi il fallo commesso dagli anni di Merola. Sanseverino parla con l'arbitro, non molto d'accordo. L'ex Paternò in Serie D, ma anche ex Palermo in Serie A, qualche presenza in rosanero. Parliamo di più di 10 anni fa, durante la presidenza di Maurizio Zamparini. Calaiò lascia a Previtera. Merola salta ma non la colpisce di testa. Streberger si impone. D'Amico per arrivare Previtera, il pallone per Caronia, mezzo a tre, spinta da parte di Merola. C'è il calcio di punizione, Partinico Dace che recrimina qualcosa in più. Arbitro che al momento lascia scorrere per quanto riguarda i cartellini gialli. Si rialza l'ex
Serie D tramite i playoff nazionali, si cerca Mistretta, trattenuto correttamente da Calaiò, pallone per Valenti. Benny Calaiò, profondo, D'Amico protegge assieme a Polizzi. Continua però a chiedere il cambio, non ce la fa Polizzi. Aveva fatto questo gesto anche prima, ma il portiere della Partinico Dace è stato totalmente ignorato. Adesso si accascia a terra e allora sì, ci sarà il momento per Leonardo Longo. Allora entra Longo, esce Polizzi, applaudito dai propri tifosi, da capire se sarà un problema grosso o meno. Tanto incoraggiamento per la classe 2007 Longo. E dopo Maltese potrebbe aggiungersi questo handicap per il Partinico Dace. Dentro Longo. Dunque pensa bene, costretto a spendere il primo cambio. Primo pallone raccolto del pomeriggio da parte di Longo. Il rilancio verso Mistretta anticipato da Calaiò, pallone che rimbalza in zona pericolosa, levato via. Parmigiano schiaccia, fermato Merola, la riprende Calaiò, si torna da Tedesco. Porcaro, Valenti, lancio lunghissimo verso Manfred, aggancio sfortunato perché il pallone tocca la mano. Sanseverino mette dietro il lancio profondo di Grillo, di testa, il colpo di Porcaro. Privitera di testa, Manfred, controllo, orientato e al volo. Si va da Rario, intanto sale Brognone in fascia, Rario sterza, va verso l'interno. Privitera, scambio di volo. Calaiò. Tedesco, di La Piana, non l'aggancia benissimo Palmisano. È andato lui a correre al posto di La Piana. Mistretta gira, capisce tutte le intenzioni Tedesco. Adesso La Piana, Palmisano verso Arario, ferma tutto Martignetti. La Vardera corre, il più avanzato di tutti ancora Calaiò. Il lancio lungo di D'Amico, di testa Calaiò, mette fuori. Questo primo tempo parte di Martignetti con le mani. Martignetti lungo. Mistretta. La prende di testa, poi Calaiò rinvia lungo. Colpo di testa di D'Amico per proprio Jolly. L'altro attaccante, ha fatto anche il centrocampista fisso nella difesa di Pensabene, atterrato la Vardera.
verso Caronia. Attenzione battuta nella zona di Caronia, Licata spazio sì ma fuori. Il fallo numero 5 Calaiò rimane in zona di attacco, squadra di Andrea, pensa bene. La Vardera batte questo fallo laterale. Sarà ormai come si usa fare in tutte le squadre, dalla all'ultima delle categorie. Pallone direttamente in area, c'è Mistretta che fa la sponda verso l'altro lato, Merola per il fallo su di lui, adesso proprio da Caronia, calcio di punizione per il Licata. Tedesco, Merola, altro fischio dell'arbitro, prende metri però la squadra di Lillo Bonfatto. Sicuramente nella ripresa ci sarà spazio per Antonio Esposito, ovviamente dipenderà, si metterà il match, però non crediamo resti totalmente in panchina. Occhio al pallone girato verso l'area piccola da Porcaro, tutto però fermo, c'è fuori gioco. D'Amico, di lui. Invece no, tutto lasciato a Longo. Calaiò, fallo su Mistretta. Aumentano le proteste lato Partinico Dace. Con la volontà, il desiderio di ottenere qualcosina in più rispetto al semplice fischio dell'arbitro. Un po' di nervosismo affiora tra gli atleti. Prima non si accende più di tanto alla fine. C'è molta pressione anche dei giocatori esperti. Adesso però come Calaiò nei confronti del Severino deve dire qualche cosa in più verso l'arbitro, così come Primitera. Adesso Arario. La punizione resta interessante per il Partinico Dace. In tre a mettersi d'accordo c'è Caronia, c'è Calagna, la Vardera, più staccato anche Di Mercurio. Al suo posto San Severino in zona, 3 in barriera per il Licata. Prima c'è stato uno schema proprio sulla battuta, adesso la Vardera totalmente intenzionata a calciare, infatti parte malissimo, molto storto, tiro di la Vardera. cercando un po' forzare il tiro con l'esterno del piede destro, lontanissimo dai pali della porta della Lecce. Viene anticipato Mistretta. Streiberger la lascia libero. Si parte
l'ora, parte il Licata con Tedesco. Sono un po' così di Palmisano. Allora Calagna, duello con Privitera. Calagna, c'è il lancio lungo, deviazione verso la propria porta di Porcaro. Valenti blocca. Subito nell'altra metà campo, ha rischiato qualcosina il Licata. Palmisano, servizio in fascia, Manfred scambia con la Piana, ancora la Piana, ancora Manfred, ancora la Piana, si stacca Merola in caso, c'è l'apertura dall'altro lato, Arario, controllo non dei migliori, si aspettava pallone stoppato lì comodo sul suo destro, pallone scappato via. Rinvio dal fondo di Longo. Caio, serie di rimpalli, interviene anche Tedesco. Manfred, stop, controllo, Sanseverino ha allungato la gamba, adesso spinge il proprio avversario ed ecco qui che arriva il fischio dell'arbitro. Sanseverino è stato tra quelli che ha reclamato molto in termini di falli, adesso è lui ad averlo commesso. Si chiede l'intervento della panchina, Partinico Dace che non vorrebbe perdere assolutamente un altro pilastro della propria formazione titolare. Ricordiamo che è uscito Polizzi per infortunio dalla porta, è entrato Longo. Intanto si sta giocando anche a Mondello, a Palermo, è 0-0 sempre tra Parmonval e San Vitolo Capo. Domani il resto del programma con le rimanenti 6 partite. Per quanto riguarda il girone A di eccellenza siciliana, c'è la stracittadina di Bagheria tra lo storico Bagheria e il 90011, poi Accademia Trapani San Giorgio Piana, Folgore Castelvetrano Cus Palermo con il debutto in panchina di Dino Marino. Lato Folgore è stato esonerato Carmelo Di Salvo a 48 ore dal fischio d'inizio di natura economica. Le motivazioni, infine Camara Monte Lepre, Sciocca Castellammare e Don Carlo Misilmeri Marsala. Intanto quel tifoso di cui accennavamo del Partinico Dace si è lamentato, si sta lamentando ancora per quanto riguarda il timpano usato dai tifosi del Licata per i propri cori, ma è una situazione che succede in ogni campo, in ogni stadio del mondo. Punizione Licata, altissimo Arario, pallone in curva. Cambio anche per Lilo Bonfatto, non ce la fa Palmisano, entra Greco. Prima mossa anche per i giallo-blu. Si è lamentato di qualche cosa l'ex Modica. Bonfatto ha preferito sostituirlo. Brugnone, Arario, giocata, lavora ancora con la suola. Brugnone, il
il filtrante in fascia per Arario, pallone in mezzo, deviazione piccola, la prende Longo. Sanseverino intanto può rientrare in campo dopo l'intervento che ha subito in campo poco fa. Brugnone sale, si fa quasi tutta la fascia, alla fine chiude Martignetti. C'è un altro cambio, anche Sanseverino non ce la fa. Secondo cambio per infortunio per il Partinico Dace. Al suo posto entra Pipitone, che non avevamo citato tra le riserve in fase di elenco delle formazioni. Questo perché in una prima distinta ufficiale il Partinico Dace ha inserito 10 riserve al posto di 9, quindi uno tra i giocatori, tra le riserve, è indubbiamente saltato e alla fine non è stato il numero 21, ovvero Pipitone, che adesso è entrato regolarmente. Da capire chi. Dunque, secondo cambio per il Partinico Dace, attacca Licata, il pallone in fascia, il cross in mezzo, voluto da Tedesco, deviazione, calcio d'angolo. Ovviamente Santo Previtera battuta corta con lo scambio con la Piana. Previtera in mezzo, secondo palo di testa Martignetti. Arario, c'è Brugnone, Arario quasi da capo verso il nuovo entrato Greco. Calagna lotta assieme ad Arario, la riprende Caronia. Sale il Partinico Dace soprattutto sulla corsia mancina. Brugnone mette fuori. Navardera batte la rimessa. Calagna trova l'ultimo tocco avversario e per i suoi la rimessa. Batte la Vardera direttamente verso il centro dell'area di rigore. Meta altezza, Mistretta non lo può controllare. Pallone per il nuovo entrato a Pipitone, la conclusione da fuori, la respinta con i pugni di Valenti e c'è un altro tiro in porta da parte della squadra di Andrea Pensabene. Tornato in nero-verde Simone Pipitone dopo che ha giocato la prima parte di stagione al Melfi in eccellenza lucana in Basilicata, portato lì da Riccardo Benante che lo ha allenato anche l'anno scorso. Sempre al Partinico Dace, sempre in eccellenza. Il ritorno quest'anno in nero verde, ma con Andrea Pensabene in panchina. Tacco di Caronia, ma c'è Previtera. Greco, Arario, sale Merola, poi trattiene la maglia avversaria la Vardera. Torna da Valenti. Ormai dentro, nel tempo di recupero ce ne sarà un bel po', perché ci sono state ben 3 sostituzioni. Poi la perdita di tempo per il primo stop in campo di Polizzi, che poi ha resistito per qualche altro minuto, poi ha dato forfait lasciando il suo spazio tra i pali a Longo. La rimessa per
Partinico Dace in stretta si prende il calcio di punizione, molto sacrificio da parte sua, questo suo esordio da titolare. Calagna e Caronia. Difende un po' a zona Licata. Tentare con il suo mancino velenoso la conclusione, ma c'è anche Caronia nei pressi del pallone. Calagna. Alla fine parte Capitan Calagna, troppo profondo nel suo tentativo. Il pallone è sceso bene, sì, ma troppo tardi. 45esimo, altri 3 minuti da giocare in questo momento, minuti di recupero per i due portatori. D'Amico di testa solido verso Calagna, va a superare Greco, ancora Calagna, si ferma, arriva Privitera, chiude lui. Berger sbaglia il passaggio, comunque i suoi, la Bardera, il passaggio di Calagna con il tacco, c'è deviazione, fallo laterale. Ancora fallo laterale. Ancora Grillo, all'altezza della panchina. Batte Grillo. Schiacciata verso la Bardera, in stretta, si gira, non del tutto Arario, pallone che tocca anche il portiere, ma si continua nel possesso che rimane a favore della Licata. Stava intervenendo la Bardera, poi l'inserimento su Arario, calcio di punizione, c'è il primo giallo della partita e per Angelo Caronia al quinto minuto di recupero di questo primo tempo che ancora non si è concluso. Ammonito dunque Caronia. Allora punizione Licata. Batterà quasi sicuramente Privitera. Due in barriera per Longo. Lo stesso Caronia assieme a Calagna. Privitera il tiro passo centrale per Longo. Finisce proprio su questa conclusione la prima delicata della partita, il primo tempo 0-0 tra Partinico Dace e Licata. Partinico più pericoloso, Licata si è fatto vedere proprio poco fa verso la porta di Leonardo Longo. Tentativo però centrale bloccato in due tempi. Ci risentiamo tra meno di un quarto d'ora per la ripresa, sempre qui live dal Favazza di Terrasini. Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale. Dunque ho colto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare 2 chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere.
Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere. E ho fatto quello che per me è stato un lavoro di istituzione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono assunto una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire cosa stai facendo in quel momento e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra, a volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato in generale l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono preso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te ne andrai a giocare, è secondo me un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma la sensazione e la percezione è che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo, sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini, sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera e di vivere magari la grande emozione perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e di Serie A Palermo, lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria. Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco. Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga. Insomma, non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il
Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile, e ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare e quello credo che sia stato fatto e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono 3 di altissimo livello, tutte e 3. E al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da 2 infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare, insomma. I giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene e penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso. Ecco. Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria. Al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti non hanno ancora tra virgolette trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi.
iniziato il secondo tempo di Partinico Dace Licata, quinta giornata del girone A di eccellenza siciliana, uno dei due anticipi oltre a Parmaval San Vitolo Capo, 0-0 in entrambi i campi, con il Favazza di Terrasini molto riempito di tifosi da una parte e dall'altra. Qui occhio a questa rimessa laterale del Licata in tenuta blu con bande gialle, il Partinico Dace è in tenuta nera con bande verdi e bianche. Nel primo tempo ci sono state due sostituzioni per infortunio lato Partinico Dace, sono usciti Polizzi, il portiere, è entrato Longo al suo posto, è uscito per infortunio anche Sanseverino a centrocampo, al suo posto Pipitone, cambio anche nel Licata con l'uscita di Palmisano, in questo caso non per infortunio ma per natura tecnica, al suo posto è entrato Greco. Invece nell'intervallo non c'è stato alcun cambio, tra poco il recap delle formazioni. Partinico Dace più pericoloso sin dall'inizio, anche se dopo la primissima occasione al terzo minuto non c'è stato granché. Licata che per la prima volta concretamente ci ha provato verso lo specchio della porta nel recupero del primo tempo con una punizione centrale di Santo Previtera. E allora in campo così con il Partinico Dace e il suo 4-3-3 di Andrea Pensabene, Longo in porta, in difesa Grillo, D'Amico, Martignetti e Di Mercurio, a centrocampo Streberger, Pipitone e Lavardera, in attacco Calagna, Mistretta e Caronia. Qui proprio Mistretta è stato colto in posizione di fuorigioco, a disposizione in panchina ci sono Ribaudo, Marino, Raimondi, Riina, Rosone, Zerillo, Alfano e Macaluso. Ma una di queste riserve che vi abbiamo citato è totalmente indisponibile, quindi in tribuna. Questo perché la prima distinta presentata dal Partinico Dace ha figurato 10 riserve e non 9, quindi poi in fase di riconoscimento c'è stato il gesto, il depennamento a mano. Per quanto riguarda il Licata invece Valentin Porta, in difesa Brugnone, Porcaro, Calaiò e Tedesco, a centrocampo Merola, Privitera e Greco, in attacco La Piana, Manfred e Arario. In panchina a disposizione per la Porta c'è la Rosa, poi Massaro, Pettinato, Esposito, Barracco, Maitini, Trifilò e Imbrogiano. L'arbitro della partita è Roberto Cargui della sezione di Marsala, gli assistenti sono Martina Iannazzo e Lorenzo Poma, entrambi della sezione di Trapani. Tanti falli anche nel corso del primo tempo, l'arbitro ha lasciato correre così come ha fischiato molte volte, di conseguenza del gioco è stato molto spezzettato, ammonito Caronia, l'unico giallo estratto al momento è questo qui. Valenti, Porcaro, adesso Tedesco incontra Calagna, c'è rimessa laterale. Manfred aspetta il pallone, poi il rilancio immediato di Mercurio, di testa Porcaro con tuffo. Ripreso da Calagna, lancio lungo di Privitera verso la zona di Arario, protegge Martignetti, Arario però la mantiene in campo grazie al colpo di testa. Ancora Arario gioca con la suola, fallo di Caronia che inizia a rischiare, data la munizione per lui nel corso del primo tempo. Calcio di punizione per i gialloblu.
batte Privitera. Arbitro che sistema la barriera composta dal solo Caronia con il fattore distanza rispetto al punto di battuta. Si parte con Privitera, il suo cross in mezzo di testa, Porcaro, pallone che scorre fuori, lamenta una trattenuta il Partinico Dace per un fallo in attacco, ma poco cambia. C'è rimessa dal fondo per Longo. Il rinvio dal fondo di Longo, di testa il colpo di Greco con il fallo di Mistretta, punizione dedicata. Va Privitera, capisce tutto Grillo, ancora Mistretta, va a lanciare subito Caronia, la presa di Valenti. Porcaro, la piana verso Arario che rientra un po'. Occhio a Tedesco dall'altro lato, Arario lo vede, ancora Grillo di testa, ma verso il centro, posizione pericolosa per quanto riguarda il pallone nei confronti del Partinico Dace. Privitera verso Tedesco al volo col mancino, alto. Schiaccia Greco, c'è la piana in anticipo, va di Mercurio. Mistretta non guarda il pallone per forza di cose. Rimessa laterale per i giallo-blu con Tedesco. Viene incontro Manfred, molto bene in mezzo a due, pressato fino alla fine da Streberger, ancora Manfred, insiste Grillo, stavolta in anticipo, non la tocca perché sa che l'ultimo ad averla toccata è proprio Vincenzo Manfred. Balza davanti a Privitera, Porcaro, ancora Grillo, Streberger, Greco capisce meglio i tempi, Arario chiede palla alla piana, dall'altro lato pressione intanto su Arario da parte di Caronia, prende il fallo laterale Brugnone, Santo Privitera, Brugnone, cross basso, leva via Calagna, Calaiò, Greco, Privitera, subito la girata nella zona di Arario, posizione regolare, il cross in mezzo, mette un po' di paura alla difesa del Partinico Dace. Controllo sfortunato per Pipitone.
è rimessa Licata che sta prendendo campo anche sfruttando questi errori in fase di impostazione degli avversari. La piana, c'era Tedesco, ma niente da fare. Greco la recupera Mistretta, Previtera blocca avversario e pallone, va a servire Manfred, area di rigore, il controllo, mette giù il pallone, Streberger allontana, Calagna deve sprintare in qualche modo, il pallone continua a rimbalzare, interviene Previtera, calcio di punizione. Stretta, un po' in difficoltà, cade giù Brugnone, recupero che poteva essere pericolosissimo, grande recupero qui invece di Greco nei confronti di Lavardera, allora Arario vorrebbe riservire Greco, non riesce a prendere bene. Streberger verso Grillo, tanta fiducia su di lui quest'anno, Nero Verde anche l'anno scorso. Tedesco anticipa Mistretta che voleva il fallo, allora Previtera allarga da Arario, si fa vedere Brugnone, Arario giocata per rientrare, passaggio con il destro e non con il mancino che era il piede più comodo in quel momento per come era posizionato l'attaccante del Licata. Qui l'arbitro parla con Pensabene. Un po' di proteste, dialoghi anche con il primo assistente Martina Iennazzo di Trapani. Tutto risolto con la pallone di Lavardera, impossibile da raggiungere per Calagna. Si riparte da Valenti. Streberger, Pipitone in difficoltà, spazza alla fine Angelo D'Amico, corre tanto Caronia, approfitta della ribattuta Mistretta, continua a sistemarsela Caronia, occhio al tiro da fuori, non avviene, Streberger da fermo, curva. L'occasione di Zach Streberger. Cambio per il Licata, esce Manfred, entra Maitini.
cambio per Bonfatto. C'è anche il terzo con l'uscita di Lapiana e l'ingresso con debutto di Antonio Esposito. Entra dunque l'ex Nice Athletic Palermo e Vittoria, Antonio Esposito, classe 2002. La scorsa stagione i playoff con il Vittoria, 2 anni fa la vittoria di questo campionato, il girone A di eccellenza siciliana con la maglia della Nissa, qui grande scivolata di Dennis Di Mercurio. Rimessa Licata. Tedesco, cross in mezzo, esce Longo. C'era il primo palo un po' scoperto. In stretta, continua a lottare ancora, un po' più di spazio. Perde comunque il possesso palla. Greco, Previtera. Tunnel. Greco, fallo. Su Pipitone. Punizione battuta un po' così. Interviene l'arbitro, c'è un giallo in vista. È proprio per Esposito, appena entrato. Cambio nella partita di Codace, entra Rosone, che ha deciso la vittoria di Trapani contro l'Accademia settimana scorsa. Esce Calagna, anzi no, perché ancora il cambio non è ufficiale. Comunque pronto Rosone a bordo campo. Adesso si può andare. Esce Calagna che consegna la fascia da capitano ad Angelo D'Amico, al suo posto Rosone. Totò Rosone, che è tornato quest'anno a fare l'eccellenza dopo diverse stagioni. Macchina da gol nelle ultime annate in promozione. Scatta Rario, cross in mezzo Longo, è ancora viva Greco, Previtera gira, non lo capisce a pieno Arario, ma c'è tempo ancora. Arario sterza ma in posizione di fuorigioco.
interruzione. Batte la punizione ma contra Caronia nella traiettoria, adesso Greco. Pallone un po' lungo per Arario. Di Privitera, Greco scambia al volo tra i due, sempre di Privitera, il cross in mezzo di testa Martignetti, finisce a terra Greco, tutto regolare, Brugnone, Privitera, morbido Brugnone, un po' di sponda per il nuovo entrato Maitini. Intanto c'è il vantaggio del San Vito il capo in casa della Parmenval, ha segnato Avois, Parmenval 0, San Vito 1. Che torna dietro, sempre con il Licata in attacco. È stata questa la costante della ripresa. Altro intervento falloso. Stavolta su di Mercurio. Martignetti, occhio a Rosone in agguato, porcare un po' così di testa, esce anche Valenti. Subito anche fallo. D'Amico, pallone sempre in area di rigore. Alla fine la prende Longo, interviene l'arbitro verso la panchina del Partinico Dace. È stato estratto un giallo. Lato Licata, membri della dirigenza, protesta pensa bene. Il rinvio di Longo, Martignetti chiude nei confronti di Arario, sale Licata, rientra in difesa il Partinico Dace, il pallone in mezzo verso Porcaro, troppo lungo.
Streberger in difficoltà nel momento in cui va a controllare il pallone Longo, alza un po', arriva la Vardera, controllo dubbio, anche se involontario. Pipitone, ultimo tocco suo. Brugnone, cercato il controllo Maitini, pallone che torna dietro. E sarà calcio di punizione per il Licata. Come si pensava inizialmente, poi punizione Partinico Dace. Battuta di Caronia, colpo di testa a metà tra un assist e un rinvio. Pipitone, sbaglia destinatario, c'è Brugnone, pallone impreciso per Esposito che si è preso la 7. Per quanto riguarda il numero di maglia non ha il cognome però rispetto al resto dei suoi compagni. Licata che dalla scorsa partita, quella vinta in casa 3-1 con la Parmonval, queste le maglie personalizzate con numerazione libera e non dall'1 al 20, e poi come si fa dalla Serie D a salire con i cognomi sulle spalle. Quindi per il Licata sostanzialmente da questo punto di vista non è cambiato nulla, dato che i giallo-blu l'anno scorso erano proprio in quarta serie. Arario, Privitera verso Esposito, era già uscita, poi Brugnone centrale, ma si è alzata la bandierina dell'assistente arbitrale. Più di un quarto d'ora alla fine, partita che non si sblocca. Il Licata ha fatto per grandi tratti questo secondo tempo, ma ancora le occasioni pericolose non sono arrivate dalle parti di Longo. Partinico Daci che sta cercando di ottenere qualcosa, occhio a Rasone, e in area aspetta fino all'ultimo la sfera. Streberger si va a scontrare con Greco, quest'ultimo alla meglio. Privitera, spazio per il Licata, il rilancio di D'Amico sul braccio avversario, calcio di punizione per i neroverdi. Ottimo l'anticipo qui di Brugnone, è arrivato con i tempi giusti, è rimasto però a terra Streberger. È una continua ansia per il Partinico Daci, dato che ha perso per infortunio prima Polizzi e poi Sanseverino, 2/3, o meglio 2/4 della spina dorsale di oggi, rispettivamente portiere e mediano. Si rialza Jack Streberger, ci sarà cambio per il Partinico Dace. Ma c'è ancora qualche problema di comprensione a bordo campo.
sarà cambio, cioè sostanzialmente Streberger fuori e adesso si potrà andare col cambio. Streberger è rientrato, quindi non sarà lui a uscire. Il cambio era pronto per il Partinico Daci con la segnalazione del primo assistente, l'arbitro però non ha visto e ha lasciato giocare, quindi si continua con questi uomini. Grillo mette via, occhio alla zona in cui è presente il pallone, Rosone non passa, c'è Greco, ruletta nei confronti di Caronia. Porcaro, Arario, duello con l'altro 11 Streberger, ancora Arario, Streberger, ultimo tocco da parte sua, rimessa laterale, adesso sì che si può andare con il cambio, vediamo chi esce, esce proprio Streberger, a questo punto anche le sue condizioni saranno da valutare. Entra al suo posto Zerillo, mossa difensiva, questa qui da parte di Andrea Pensabene. Parliamo di un terzino sinistro, Streberger è una mezzala, la rimessa laterale per il Licata, Privitera la protegge anche con il fisico, effettua il cross lungo, il calcio d'angolo, un cross pericolosissimo, rappresenta un'altra chance per i giallo-blu. Angolo subito battuto, Arario, c'è anche Privitera, Arario preferisce andare in mezzo, c'è una deviazione, Greco non controlla perfettamente, ancora Brugnone, allarga, prova ad agganciare Privitera che è in posizione di fuorigioco, totalmente in disaccordo il play del Licata. Allora punizione per il Partinico Daci con Longo, in stretta di testa verso Rosone, l'agganciata lui, vai verso il centro, Rosone traversa, che occasione per il Partinico Daci con Rosone, ha fatto la sua solita giocata, dribbling, rientro e tiro a giro per poco al gol. Partinico Daci che così dimostra comunque di essere vivo, dimostra anche il fatto che con una giocata la partita si può benissimo risolvere, anche in stretta sembra averne ancora. Minori sono stati i palloni gestibili da parte sua. Punizione per i neroverdi, ultimi 10 più recupero. Caronia perde il possesso per colpa di Esposito e Merola, pallone allargato nella zona di Arario, punta d'amico Arario in mezzo, occhio allo spazio per Greco, rimpalli che non vanno a favore del Licata perché era tutto pronto, tutto apparecchiato per Greco, mancava soltanto il tiro verso la porta. Brugnone finisce giù, si continua a giocare, cross di Privitera deviato, occhio il pallone e alla sua traiettoria, cerca di allontanare il nuovo entrato Zerillo. Greco, fallo.
punto per il Partinico Dace. Finisce qui la partita di Caronia. Al suo posto entra Alfano. Dunque, pensa bene, esaurisce tutti e 5 i cambi, con fattone ancora 2 a disposizione. Alfano, proprio al nuovo entrato, ha toccato il primo pallone della sua partita. Mistretta non passa, lotta ancora Alfano e alla meglio avanza l'ex Athletic Palermo, il cross basso in mezzo, Rosone sponda, il destro in porta, proprio da parte sua, proprio da parte di Domenico Mistretta, che all'esordio da titolare porta avanti il Partinico Dace. Festa totale al Pavazza di Terrasini per l'1-0 di Mistretta. Un episodio poteva farla la differenza, è arrivato dopo la traversa di Rosone, il colpo in porta di Mistretta proprio su sponda dell'ex Borgetto. Ammonizione per Grillo. Qualcosa che non è piaciuta all'arbitro. Adesso con l'arbitro ci va a parlare d'amico il capitano e adesso il Licata è in difficoltà, è sotto e mancano poco più di 5 minuti più recupero alla fine. Il pubblico del Pavazza si gasa, subisce fallo Rosone, c'è il giallo per Brugnone. Pensa bene, lo ha tenuto in campo fino alla fine. Scelta pagato. Tedesco, D'Amico spazia. Allo stesso tempo il Partinico Dace è a trazione difensiva dopo il cambio che ha visto uscire Streberger per l'ingresso di Zerillo. Fase di non possesso ovviamente a 5. Grillo. Partinico Dace che con questo gol, con questi 3 punti che al momento ci sono, andrebbero a significare il distacco proprio dal Licata. Prima di questo match entrambi a 10 punti, il Partinico Dace al momento è su a 13, attualmente primo in classifica, ma ovviamente bisogna aspettare le altre gare di questa quinta giornata in programma domani. Il rilancio di Longo, di testa Rosone verso Mistretta, c'è Porcaro più in alto, allora la Vardera. Finale di partita molto emozionante, con il Partinico Dace che punterà a mantenere il vantaggio. Il gol di Mistretta all'83esimo.
il cambio per il Licata, uscito Merola al suo posto Imbroggiano. La Bardera, Mistretta, spalla alla porta, prova il cross anche con deviazione, rinvia il pallone Porcaro. Greco, Privitera, adesso il nuovo entrato Imbroggiano che ha segnato il gol del 3-1 contro la Parmonval. Arario, pallone profondo verso Maitini e Imbroggiano. Privitera, Arario resiste, subisce il fallo, l'aveva comunque passata a Tedesco. Punizione battuta, ma il pallone del Partinico Dace. Alfano, palla al piede, tunnel nei confronti di Brugnone. Alla fine lascia tutto da quelle parti a Zerillo. Il pallone però esce. Laterale per il Partinico Dace. Verso Mistretta, l'anticipo di Privitera. Imbroggiano, la giocata funziona e manda Esposito in profondità. Lo va ad inseguire Zerillo, ancora Esposito, ha il pallone dietro, cerca un fallo da rigore, non c'è nulla per l'arbitro. Poi qualche protesta da parte di Zerillo, ma nulla di che. 2 più recupero alla fine. Longo di testa Calaiò e fallo, punizione per il Licata. Mistretta cade giù. E Partinico Dace che guadagna secondi preziosi con il Licata che giustamente affretta. Gialloblu che hanno pronto il quarto cambio, entra Barraco. Ma ancora non si può andare. Brugnone si fa vedere Esposito, il pallone è suo, stavolta va al cross basso, pallone dietro, il mancino respinto, occhio al pallone sanguinoso. Arario, la risposta di Longo, serie di rimpalli, ancora Arario, ancora Licata. Il Partinico Dace allontana, l'azione ancora viva. Brugnone, occhio a questo altro cross, colpo di testa da parte di Maitini, la pareggia Licata al 90esimo in punto. Facundo Maitini dalla panchina, 1-1. La parata di Longo innischia poi un altro cross per il colpo di testa vincente di Maitini. Ed è tutto da rifare per il Partinico Dace, anche se non resta granché di questa partita. Ci sarà un recupero corposo, proteste, occhio giallo per Porcaro e festeggiano i tifosi della Licata. Vedremo che finale sarà, perché Licata, la grande squadra qual è assolutamente in grado di segnare un altro gol.
Partinico Dace che in questo secondo tempo si è fatto vedere poco, ha sfruttato l'unica chance messa dentro da Mistretta e poi è tornato a difendere. Bisogna però arrivarci nuovamente verso la porta di Longo. Ultimo tocco di Maitini, non ce la fa Tedesco a riprenderla in tempo, la rimessa è comunque delicata secondo l'arbitro, poi Grillo ha a che fare con Tedesco, lo ostacola al momento della battuta, tutto lasciato a Privitera che va a servire subitissimo Arario in fascia. Privitera effettua il cross dentro, occhio al colpo pericoloso voluto da Porcaro. Tedesco, terzo di recupero, nuovo cross, cercare Esposito e spara alla porta, non la può prendere, allora Greco sistema dietro, arriva Arario, la deviazione è in favore della Licata che si prende questa rimessa laterale, va a Privitera, catapulta in mezzo, di testa, colpo voluto da Maitini, ancora Greco, non può calciare, la visuale ostruita, allora Arario si fa vedere Privitera, pallone per lui, Arario, mancino dentro, colpo di testa, schiacciato, Longo super 2 volte, Esposito! Fuori! E i giocatori stremati a terra, a dimostrazione che questa squadra può colpire anche quando ha insistito per un intero secondo tempo, segna al 90esimo, però comunque nelle gambe ancora ne ha. Il rinvio di Longo, di testa Privitera la sfiora, Rosone da solo da quelle parti, non c'è nulla per l'arbitro e allora Privitera, pallone per Imbroggiano, gira dalle parti di Brugnone, non è uno sprint deciso contro Alfano, ancora Privitera, pallone lungo, Esposito l'aspetta, c'è anche la corsa di Brugnone servita in questo momento, cross basso, allontana Di Mercurio, la riprende Esposito, al limite dell'area contro la Varderra il duello, Esposito prova a girarsi dall'altro lato, è così che avviene la giocata, arriva da dietro Calaiò, azione delicata che si sviluppa dall'altro lato, Arario, si fa vedere Tedesco, Arario, storce il suo tiro, finisce fuori. Potrebbe essere un punto con rammarico per il Partinico Dace, anche se nel secondo tempo c'è stata di importante soltanto l'azione del gol di Mistretta. Se Licata intanto continua in questo tempo di recupero ad attaccare per come sta facendo, potrebbe anch'esso recriminare il pareggio, anche se parliamo comunque della parte finale dell'intera partita. E finisce adesso il match ufficiale, l'1-1 tra Partinico Dace e Licata, non cambia nulla in classifica per entrambe le squadre che si prendono al momento la vetta solitaria a braccetto, 11 punti in attesa delle gare della domenica. Al gol di Mistretta all'83esimo ha risposto il colpo di testa vincente di Maitini al 90esimo. Partinico Dace che ha resistito fino alla fine, però poi subito un gol al 90esimo allo scadere. Licata poi ci ha provato, non niente da fare, gli applausi comunque arrivano dalla tribuna del Pavazza di Terrasini, il contributo di Salvo Rosone dalla panchina che ha servito l'assist per Mistretta, pensa bene, l'ha mantenuto in campo fino alla fine, lui all'esordio da titolare in nero-verde ha saputo timbrare il cartellino al 90esimo, però c'è stata la risposta di Maitini. Dunque finale dal Pavazza 1-1
tra queste due squadre che poi andranno a giocare anche la loro parte per quanto riguarda la Coppa Italia di categoria. Licata che avrà il ritorno degli ottavi a Sciacca, mentre per quanto riguarda il Partinico Dace ci sarà proprio qui mercoledì la Parmonval, Partinico Dace che parte dal vantaggio di 3-2, Licata che dovrà rimontare l'1-0 subito sul neutro di Aragona, partita formalmente giocata in casa. Valenti lamenta qualcosa, ce l'ha con qualcuno. Per quanto riguarda invece la prossima giornata di campionato, la sesta, Partinico Dace che avrà la trasferta di San Vitolo Capo, Licata che ospiterà l'Accademia Trapani. Rimane un po' di nervosismo sempre per quanto riguarda il portiere giallo-blu Valenti. Altri applausi invece per il Partinico Dace, comunque un gran punto questo qui contro la favorita del campionato, il Licata, anche di fronte a diversi infortuni che si sono maturati nel corso del pomeriggio. Sono usciti Polizzi in porta, è uscito anche Sanseverino e Mediana, ha avuto problemi anche Streberger. Insomma, non un pomeriggio facilissimo per la squadra di Andrea Pensabene. Tutto da Terrasini, grazie dell'attenzione, ciao, da Salvo Geraci, alla prossima.